Abbiamo ritenuto come gruppo consigliare di fare una proposta di legge che da una parte vuole portare il mondo del cavallo in ogni settore della nostra vita, a partire dal settore dello sport, della cultura, della salute, e dall'altra vuole diventare appunto un volano per il turismo attraverso un sistema di ipovie e una rete escursionistica veneta che dia la possibilità di disciplinare e di regolamentare quelli che sono i percorsi per il mondo del cavallo. C'è la necessità di disciplinare l'uso dei percorsi, così come c'è la necessità anche di attrezzarli con strutture e servizi per cavalli e cavalieri. Questo ci darebbe la possibilità di recuperare fabbricati lungo sentieri e percorsi che già ci sono, e dall'altra anche di creare tutto un settore a servizio di questo mondo che crea occupazione e lavoro per il nostro territorio. Così come è giusto creare anche una maggiore integrazione tra la sanità e il mondo del cavallo, in quanto riteniamo che possa rappresentare un modo vero per curare certe patologie sociali di certi soggetti. Infine diventa fondamentale anche attivare tutta una serie di percorsi formativi per recuperare antichi mestieri che sono scomparsi e che oggi possono diventare sicuramente interessanti anche per i giovani, e dall'altra anche riteniamo che rappresentando il cavallo una parte importante delle nostre radici storico, culturali e rurali, anche attraverso la promozione all'interno di fiere, manifestazioni di pali, il Veneto possa veramente dare nuovo slancio a questo settore fondamentale e importante per il futuro.